La Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 che prevede 9 miliardi circa per la sanità, 2,9 per partite di giro, circa 1,5 miliardi per partite vincolate e poco più di 1 di risorse disponibili per le altre attività dell'ente. Altri 48 milioni invece sono il nuovo indebitamento per investimenti. Nonostante le indubbie difficoltà del momento, ha dichiarato il presidente Zaia, una gestione efficiente della finanza pubblica ci consente ancora una volta di approvare un bilancio tax free, lasciando nelle tasche dei veneti circa 1,2 miliardi di euro. Una strategia che continueremo a perseguire come abbiamo fatto fino ad oggi. Zaia ha poi sottolineato che l'emergenza sanitaria ha improvvisamente modificato la vita quotidiana e il contesto emergenziale richiama la centralità delle politiche di bilancio, che assumono un ruolo fondamentale di sostegno e di incentivo per garantire un buon futuro sui fronti più rilevanti della vita sociale ed economica della regione. Nella nostra scala di priorità, ha concluso il presidente, troviamo voci come occupazione, sanità e sociale, ambiente e difesa del territorio, gestione come sempre virtuosa dei fondi comunitari, sfide importanti che si tradurranno in investimento per le generazioni future.